Turismo, prima azienda veneta, Terme Ogane e territorio a forte vocazione di accoglienza che punta sul benessere. Il binomio di forza di questo corso di alta specializzazione biennale che apre a Dabaro Terme grazie a ITS Academy Turismo Veneto. Gli ITS sono percorsi di un biennio post diploma, quindi finite le scuole superiori o anche dopo l'università si fa questo percorso che tecnicamente sono politecnici, nel senso che sono percorsi molto legati a un settore di riferimento, formano tecnici specialistici di altissimo livello e sono paralleli all'università. Un percorso innovativo che va ad aggiungersi ai 4 già in essere in 5 diverse sedi dedicate all'ospitalità in montagna e al food. Apriamo un percorso dentro la Fondazione Turismo che ha sede a Jesolo. Ci sono percorsi a Treviso, ci sono percorsi ad Asiago, per esempio con il manager della montagna, e qui lo faremo sul wellness, una figura professionale che non esiste nel mercato del lavoro ma che è molto richiesta dagli alberghi e dal mondo del turismo. Post biennio formativo, le porte delle strutture ricettive si aprono. Noi abbiamo un tasso che oggi viene monitorato dal Ministero, parla di un 96% di tasso di occupazione, quindi più di 9 su 10 al termine dell'esame di Stato dei 2 anni di formazione trova un posto di lavoro coerente con il percorso formativo che ha fatto. Questo oggi ci sta dando la forza anche di avviare nuovi corsi, ma soprattutto la capacità di modificarli se necessario in tempi molto rapidi. Una risposta alla necessità di personale a sostegno della ripartenza. Credo che questo passaggio sia fondamentale anche per trattenere tutte quelle professionalità che il nostro mondo del turismo ci richiede e che a volte non trova.